Buonasera e benvenuti alla finale di Lo Sapevo. Qui in studio subito saluto Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana. Mandi? Buonasera, Duc. Tutto bene? Preparato? Lui è in ordine. Per la finale. Noi siamo qui in studio, io e Feliciano, con la coppa e anche la targhetta per la seconda classificata a una finale che vede in sfida le Proloco di Attimis e Buia. Quindi mi collego subito via Skype con Marco per la Proloco di Attimis e con François per la Proloco di Buia. Buonasera ragazzi. Buonasera. Come state? Ben. Tutto bene? Bene, molto bene. Dai. Molto bene. Io vi faccio i complimenti perché è per voi la prima volta che andate in finale e i complimenti vanno in particolare alla Proloco di Buia perché per loro c'è stato un percorso particolare. Intanto è la prima volta che partecipano al quiz, poi sono usciti subito e sono stati ripescati e hanno vinto poi le fasi successive e sono arrivati in finale, quindi complimenti alla Proloco di Buia, complimenti anche a Attimis invece che le ha giocate tutte e ha battuto tutti, quindi bravo anche a te Marco. Sì, un po' di fortuna anche. E tra Io brindo al Proloco. Tu già brindi prima di sapere il risultato finale con un prodotto vostro. Sì, è il drink al lampone che solitamente lo offriamo alla sagra delle fragole dei lamponi. Bene, e speriamo che si riesca a realizzare anche quest'anno la festa. Immagino che appunto siete tutti in attesa di capire l'evoluzione, no? Per capire se quest'anno le iniziative si faranno o verranno ridimensionate. Insomma, vedremo. Intanto giochiamo, perché anche Feliciano si è preparato, ha preparato delle domande per voi per questa finale e quindi voi avete la pulsantiera che sono i vostri telefonini. Siete pronti per andare a conoscere il primo argomento, il primo quiz della serata e andare a rispondere su questo primo argomento. Lo scopriamo assieme nel nostro cubo virtuale. Cultura. Parliamo del dono del sangue. Quante sono state le donazioni di emocomponenti in Friuli Venezia Giulia nel 2020? Lo vediamo in grafica come numero: 80.249, 82.360, 87.503, 76.405. Attimis, Dic e anche Buia dicono 82.360, invece sono 80.249, insomma non era semplice saperlo, Feliciano. Sì, non era semplice anche perché, diciamo così, rispetto anche agli anni scorsi abbiamo registrato come donazione di sangue in Friuli Venezia Giulia una leggera contrazione, appunto 82.000 erano quelle dello scorso anno e 80.000 sono quelle di quest'anno. A fronte appunto di una riduzione in generale della donazione di sangue intero abbiamo invece registrato un sensibile aumento di plasma che peraltro è ancora tutt'oggi molto famoso, soprattutto per quanto riguarda la donazione di plasma iperimmune, che è al momento attuale ancora una delle possibili cure per alcune patologie, in particolare per quanto riguarda il coronavirus. E ringraziamo Feliciano Medeot che ci propone queste domande grazie alla FIDAS, no? Perché tu segui naturalmente anche questa sezione della FIDAS e quindi sei preparatissimo. Andiamo avanti, voi invece non siete preparati su questo, ma non era semplice, quindi andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo argomento del nostro cubo virtuale. Territorio. Guardiamo questo video assieme, dovete indicarci dove ci troviamo. Vogliamo che le Proloco riescano a conoscere da subito le zone della nostra regione. Qui siamo, secondo voi, Trevignano Udinese, Villa Santina, Maggio Udinese o Villa Vicentina? Non è Villa Vicentina e nemmeno Villa Santina. Però era una villa. È comunque una villa, ma è Villa Elodia di Trevignano Udinese. Ragazzi, non l'avete mai vista? Da musica dovresti di no. No, Sì, male. Sì, ma l'emozione. hai fatto confusione. L'emozione della finale. Vabbè.
Vediamo le prossime come vanno allora, Marco. Vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia. E ringrazio l'area enogastronomica di Promoturismo che ci ha preparato per questa edizione le diverse domande e proposte nelle nostre serate. Questa sera parliamo della brusaula. Che cos'è? Una pittina affumicata, carne macinata bollita, un insaccato, strisce di carne essiccata. Non è un insaccato, ma sono strisce di carne essiccata. Marco, tu lo sapevi o l'hai sparata? No, no, lo sapevo, però nel leggerle sono stato un po'. Ok, invece François? No, non la sapevo. Non la sapevi. Adesso andrai ad Attimis a mangiarla con Marco e a provarla, ok? Oltre a provare tutti i prodotti della Prolocco di Attimis, che sono tanti e sicuramente tanti, qualcuno ma legato ai vostri frutti, no? Della sagra. Quindi, e invece a Buia puoi mangiare il toro, no? Perché fate la sagra del toro, poi io ho provato a mangiare qualcosa anche lì. Insomma, bene, si mangia bene dappertutto nella nostra regione. Vediamo il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Intanto sono i primi punti conquistati da Attimis. Cultura. È proprio un accadde oggi, il 20 gennaio 1945, disastroso bombardamento aereo alleato su Udine, con una trentina di morti. Qual era l'obiettivo? Un comando tedesco, cavalcavia dell'autostrada Castello, stazione dei treni. Bravo François, stazione dei treni. Tu sulle cose storiche, le date, cioè, su queste cose sei sempre preparato. Anche Feliciano se lo ricorda? Sì, era in assoluta ripicciula che è stata lì. No, era sicuramente una delle spese finali della seconda guerra mondiale e in particolare era funzionale naturalmente sia la ritirata dalle truppe germaniche verso la Germania e dunque questa era in qualche maniera una sicurezza di banda delle truppe delle Adis e soprattutto degli anglo-americani. E furono sganciate 24 tonnellate di bombe. Adesso vediamo la situazione in grafica, chiedo alla regia. Ecco, 4 punti per Buia, 4 per Attimis. Iniziamo bene con una situazione di parità, però noi abbiamo anche preparato diverse domande, spareggio e un domandone di Feliciano nell'eventualità, vero? Perché siamo preparatissimi per questa finale. Vediamo il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Parliamo di un ragazzo classe 2003, Brian Olivo di Fiume Veneto, è il fresco campione italiano di quale sport? Ciclocross, go-kart, box, tennis. Ed è proprio ciclocross. Bravo Marco, lo sapevi? Avevi visto la notizia? Sì, l'ho letto. Bravo, vedi che leggere il giornale, essere informati può essere d'aiuto anche alla finale di Lo Sapevo. Vediamo dunque il punteggio al momento. Attimis 8 punti, Buia 4. E noi ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Intanto tu Marco ti bevi il drink. Il drink. Dov'è? L'hai già bevuto? Dov'è? Qua. Ecco. No, ma lo bevi o no? No? È solo di bellezza? Lo bevo in diretta. Bevi in diretta un goccio, poi anche François provvederà a bere qualcosa oppure manterrà la serietà in tutte le sue puntate e non beve nulla. Ma hai altre cose da farci vedere, Marco? Avevi preparato dei prodotti da farci vedere o no? Beh, ho il famoso risotto. Ah, vediamo, è durissima, però devi alzarlo un po', che non cada tutto. È difficilissimo. Stai meno a mangiarlo e ti vediamo che lo mangi. Ecco, dai, qualcosa abbiamo visto. No, niente, le inquadrature non fanno per te, niente. No, non ce la facciamo. Però l'abbiamo immaginato, eccolo. Benissimo, benissimo. L'abbiamo visto ed è molto bello, davvero. E immagino sia anche molto buono, ma non l'hai preparato tu? Sì. Ma va?
Per voi. Sì, grazie. Ce lo spedisci via Marta WhatsApp, come Marta facciamo? Marco e mangiare, dai. Va bene, dai, allora martedì o mercoledì, perché noi poi in settimana, questa sera non riusciamo a consegnare la coppa, ma in settimana andrò io a consegnare la coppa e la targhetta alle 2 Proloco. E quindi, se tu prepari un risottino, Marco, sai che io lo posso anche assaggiare in diretta, eh? Preparati. Sicuramente, sicuramente. Ok, eventualmente porterò anche a Feliciano l'assaggio, ok? Sì, la scugela. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torneremo, lo sapevo, con altri quiz e poi ci sarà anche il nostro gioco in friulano tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme, lo sapevo, la finalissima tra Attimis e Buia, eccoli qua i nostri ragazzi, uno che ha appena gustato un risottino, l'altro invece a dieta come me tutta la vita, no scherzo, François, bravo. Siete pronti per il tassello, il nostro memory tutto in friulano? Pronti? Perché sarà il nostro François, che in questo momento è in svantaggio, a scegliere le prime 2 caselle. Eccolo qua, Attimi sotto, Buia 4, quindi Buia sceglierà le prime 2 caselle del nostro tassello. François, appena vedrai comparire la grafica, mi indicherai i primi 2 numeri. Allora, 3 3. e 6. Cosa hai detto? 6? Sì, Ok, bravissimo. Vai avanti, frutti rossi, il nostro tassello. Quindi hai scelto le prime 2 caselle, vai avanti. 2 2. 2, vediamo la 2, sì. e 8. 8. No. Marco, tocca a te. 1, 1. 1. Sì. Vai avanti. 5, 5? Ok, bravo, vai avanti. 4, 4. 8, 8. Bravo, vai avanti. 7, 2. 7-2. Bravo Marco, anche perché tu con i frutti rossi naturalmente ci sai fare, no? 1-5 il corbezzolo, 2-7 corniolo, 3-6 ribis, detto anche uva spina, 4-8 fragoline di bosco. Non potevi sbagliare tu Marco? No, sui No. frutti rossi non Sui potevo. frutti no. 9 punti conquistati da Attimis, 3 per Buia. Bravi ragazzi comunque, perché il tassel devi avere anche fortuna oltre che memoria visiva. Li avevi riconosciuti i frutti, Marco? Subito? Cioè, Sì, li sì. avevi riconosciuti, bravo. Tu François, più difficoltà nella... Il ribes è... sì. Ok, va bene. Questa è la situazione con il nostro tassel, ma ritorniamo a giocare con i nostri quiz e con le pulsantiere, dunque pronti per scoprire il prossimo argomento nel cubo virtuale e voi pronti a rispondere. Vedete che adesso Attimis ha 17 punti, Buia 7, quindi Attimis in questo momento è in vantaggio. Andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, il nostro argomento. Cultura. Qual era il vero nome del Pordenone, il più importante pittore friulano del Rinascimento? Giovanni Antonio De Sacchis, Giovanni Antonio De Bidonis, Giovanni Antonio De Vasis, Giovanni Antonio De Sportis. Bravo, vedi che François su tutte le domande legate alla cultura, alla storia è preparato. Facile per te questa? Non facilissima, devo riflettere un po', però alla fine mi torna bene. Ok, bene, bravo François, perché adesso sono curiosa di capire il punteggio, ora com'è? 17 punti Attimis, Buia 11, bravi,
perché vedi che anche François si sta avvicinando, tu a forza di bere, di mangiare, no? Lui invece rimane impassibile. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere Lo il prossimo corrompiamo. cubo virtuale. No, il risotto lascialo per me Marco, non sta a mangiare tutto. Andiamo avanti, vediamo il cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia. Parliamo del formaggio Tabor. In quale zona del Friuli Venezia Giulia è tipico questo formaggio? Nella Bassa Friulana, in Carnia, Goriziano, Carso Triestino? Bravo Marco. Invece François forse Non pervenuto. non ha dato la risposta perché è talmente veloce Marco questo giro. Così? François, mi senti? Sì, sì, ti sento. Sì. È stato veloce oppure proprio non lo sapevi? Sì, esatto. Non è tempo di scattare tutto. Va bene, allora andiamo avanti con il prossimo quiz, il cubo virtuale, il prossimo argomento. Voi pronti con le vostre pulsantiere? Andiamo a scoprire il prossimo quiz. Vediamo. Che cos'è, come si dice in friulano? Comparirà questo oggetto misterioso, dove ci dovete indicare che cos'è tra spaccatura, solco e seminativo e poi nel momento in cui scoprite l'oggetto non è un seminativo, ci dovete dire, nessuno ha dato la risposta giusta, era solco. E come si dice solco in friulano? Ce lo dice il nostro Feliciano. Si dice agar. Bene. Però ragazzi dovete attendere di vedere la fotografia e poi rispondere eventualmente. Comunque solco, nessuno... Sapevate come si dice in friulano solco? Sì. Sì? François sì, tu no Marco? Circa. Circa? Poco. Vabbè, ok. Allora andiamo avanti, vediamo subito il prossimo argomento perché questa volta sul friulano o comunque sull'oggetto misterioso non avete dato la risposta corretta. Territorio. Quanti sono in regione i comuni dove è presente la minoranza germanofona? 12, 1, 3, 6. Bravissimo François. Sai anche dirmi quali? Cioè non ti diamo punti in più? Allora, Restauris, Pontella, Li dico io, dai, comunque qualcuno li hai citati. Sapada, Sauris, Malborghetto, Valbruna, Pontebba, Treviso e Paluzza. Prasacchetti Mau alle frazioni di Paluce. Esatto. Bravo François, molto bene. Bravo. Vediamo se possiamo vedere la situazione prima di lanciare il prossimo quiz. Attimis 22, buia 15. Allora siamo pronti per vedere il prossimo cubo virtuale e scoprire il prossimo argomento. Lo vediamo assieme nel nostro cubo virtuale. Sorpresa, avete più punti in palio e più tempo per pensarci. Quando venne chiuso l'antico monastero di Sal di Povoletto, fondato nel 762, dove andarono le monache? A Cividale, ad Aquileia, a Udine, a Moggiodinese. Avete ancora 23 secondi per pensarci. E Attimis risponde correttamente. Cividale, a Santa Maria in Valle. Bravo, l'hai sparata o lo sapevi? No, lo sapevo perché mia sorella ha fatto lì le superiori. Bene. Anche Feliciano sapeva dare la risposta esatta. Ah, non so storico come Tu? che invece le François. François, sto giro invece non... No, avevo risposto Udine, infatti. Avresti risposto Udine tu? Ok. Bene, andiamo a vedere la situazione perché poi andiamo in pubblicità e ci sarà anche il gioco in friulano. Attimis in questo momento ha 31 punti, buia 15, ma mancano altri quiz. Chi si porterà a casa la coppa di questa quinta edizione di Lo Sapevo lo scopriremo tra poco perché dobbiamo ancora lanciare diversi quiz, un tassello, il gioco in friulano e un eventuale domandone di Feliciano se dovessero arrivare in parità. Vediamo, dopo la pubblicità.
Bentornati alla finale di Lo Sapevo, Buia e Attimis in sfida. Questa sera ci colleghiamo sempre con Marco e François, Marco per Attimis, François per Buia. È arrivato il momento del gioco in friulano, quindi a te François la possibilità di scegliere la busta perché al momento siete voi in svantaggio 15 punti, mentre Attimis è a 31. Che busta scegli? La 2. La 2, eccola qua. Sì. Che cosa preferiresti, dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal friulano all'italiano. Sei fortunato perché hai proprio scelto dal furlan al italiano, furlano italiano. Quindi, in un minuto di tempo, io le dirò in friulano e tu in italiano. Ok? Ok. Partiamo col minuto. Partiamo con la prima parola. Coton. Cotone. Lin. Lino. Canaipe. Canapa. Stoppe. Toppa. Tacon. Se no- Toppa. Tapon. Tapon. Toppa. Tapon. C'è l'altra. Tapon. Ah, tappo. Coni. Cuneo. Stomi. Stomi. Stomaco. Strisce. Striscia. Rondele. Rotella. Bravissimo, 10 su 10, complimenti. Ti faccio io l'applauso. Bravo, in meno di un minuto 10 parole, ma hai avuto degli aiuti? Allora, non si sentiva male un po'. quindi Si ho sentiva stentato a male, però sentire. sei stato bravo e pensavo ci fosse qualcuno lì che ti avesse dato una mano. Invece no. Tu hai No, fatto... è che aspettavo che venisse fuori la grafica Ah, sul ok, video. ok. Beh, bene, dai, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Il nostro Marco, che propone altri piatti della casa, e per chi ha dieta a casa è insomma, vedere tutti questi piatti, perché noi durante la pubblicità abbiamo visto una torta girare lì a casa di Marco, una torta a base di, eccola qua, fragole, ma anche lampone. Fragole e lampone, che deve essere buonissima quella lì, Deve essere Sempre proprio... Marta somiarqui, dai. Vabbè, tu lascia qualcosina, no? Per Sì, quando prego. arrivo io Sì, con la metto da coppa parte. o con la targhetta, adesso vediamo come va la finale. Ecco, anche voi a Buia preparate qualcosa per par condicio, no scherzo. Andiamo avanti e andiamo a collegarci con Marco, perché tocca a te adesso, dall'italiano al friulano. Io le dirò in italiano, tu in friulano, in un minuto di tempo. Partiamo col minuto. Tirare. Tirare. Spingere. Sburtare. Accendere. Impiare. Spegnere. Studare. Rompere. Rompi. Riparare. Come da. Vedere. Chialà. Accecare. Sguarbà. Fare l'occhiolino. Cimia. Coccolare. Coccolare. Guarda Feliciano, non ti viene voglia di coccolarlo? Figotà. Figotà. Bravo, vedi che vedendo Feliciano l'ha detta giusta. No, mi inquieta che mi va di viodimi e mi ci vendi Ma figotà. perché, ma perché eri inquadrato e infatti è stato ispirato dalla tua comparsa, no? Sì, come il video. bambinut. Vabbè, d'accordo. Scusa, l'hai visto e ti hai dato la risposta giusta. Bravi, questa sera le Proloco dovevo dire brave sul friulano. Non hanno sbagliato un colpo, forse un po' lentini, però ce l'hanno fatta. Anche tu 10 su 10, bravo Marco.
Vedete la situazione adesso? Attimis 41 punti, Buia 25. Questa è la situazione. Noi adesso abbiamo altri quiz, quindi partiamo con i quiz e poi un altro tassello. Quindi adesso andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, andiamo a conoscere il prossimo argomento dove diverse domande saranno anche realizzate in video dai nostri filologici, ma tra poco li vedremo. Vediamo il prossimo argomento. Cultura. Quest'anno ricorrono i 30 anni della morte di un grande drammaturgo ed etnografo friulano di Cordenonschi, Luigi Cicceri, Valentino Osterman, Pierpaolo Pasolini e Renato Appi. Non è corretta la A, nessuno ha detto Renato Appi, Feliciano. Sì, Renato Appil è un po' calcur, l'anima storica e nome di Cordenons, che in l'Equist País Donza di Pordenone, che ha una variante particolare di Furlan che è al folpo. E è un lavoro interessante perché tutti questi studi, queste ricerche, se anche chi sta voglia di tornare a scuviarsi al passato, è stata inviata proprio di Renato Appi, che l'ha morto 30 anni fa, nel 91, e che proprio grazie a lui e grazie al gruppo di ricerca storica dal Ciavedal l'è portato in avanti. Appi non era dome di un drammaturgo, ma è stato un'anima culturale di tutta la gestata della mente, quindi le giusto anche che lo ricordi a lui e anche tanti altri, anche la sua femmina, la signora Elvia Moro, che era così, veramente una coppia esplosiva così da cultura etnografica dal gestata delle mente. Bene, François, su questa domanda non eri preparato? Tu che No. storia e cultura? No, su questa proprio no. Allora andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento del nostro cubo virtuale, preparatevi con le vostre pulsantiere, i vostri cellulari da casa e vediamo se siete più preparati nelle prossime domande. Vediamo l'argomento. Territorio. Andiamo a Venzone. Qual è l'insolita caratteristica di Porti Svecchia, che è la frazione di Venzone? È accessibile solo in barca, è un paese fantasma, è sommersa da un lago, è un paese fantasma, corretto, perché è un paese abbandonato dopo il terremoto del 76, Feliciano. Sì, signora. Quindi bravo Marco che hai dato subito la risposta, tu François non eri convintissimo o è stato molto veloce Marco? Sono arrivato troppo tardi. È così. Allora andiamo a vedere la situazione in grafica adesso delle Proloco. Vedete Attimis in gran vantaggio 46 punti, Buia 25, ma andiamo avanti perché ci sono altri quiz e poi c'è anche un altro tassello. Vediamo il prossimo argomento. Sport, parliamo del Pordenone Calcio. Dove disputa le gare casalinghe di Serie B la squadra del Pordenone Calcio? A Pordenone, a Lignano, a Udine, a Bibione. Ed è proprio Lignano allo stadio Tegil. Facile questa per François, perché sei un tifoso? Non c'è. Per lavoro abbiamo ospitato i ritiri del Pordenone, quindi sono appassionato e sto un po' il primo. Bene, invece Attimis non seguite il calcio poco, comunque non il Pordenone. Sì, è stato più veloce. È stato più veloce. Ok, andiamo avanti allora. Andiamo avanti e vediamo il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale, perché mancano 2 quiz per la fine di questo blocco. Cultura e a lanciarci la domanda, la prima domanda di questa terza parte legata alla cultura è il nostro Enrico Radivo, direttamente dalla sua terra, la Carnia. Vediamo Enrico. Dalla Ciarnia con furore. Buonasera a tutti, ciao Alexis. Come capirete non sei in casa da me, ma sei in un luogo, un gruppo ribiel, un gruppo particolare che è un museo. Questo qui è il Museo das Arts e das Tradizioni Popolari, che si chiama appunto qui a Tumiec, che è il paese dove io sei stata e dove sei nasciuto. Questo museo, come dicevi, al che dentro un po' cercare tutta la storia
non nome da chiari, ma potendo un po' di tutto il Friul, das fames sia rurals che sciores che si chiattavano da nostre terre prima del terremoto del 76. Una realtà dal tutto particolare che va sicuramente valorizzato di più, ma la domanda che us fase os nota è che di sapere qual è il personaggio che la chiappadoglie tanti di questi elementi che sono dentro al museo di Tumiec in Timoway e al quale è in Timò tuttora dedicato il museo. A oggi la risposta. A chi è dedicato il museo di Tolmezzo? Jacopo Pirona, Michele Gortani, Enrico Maria, bravo François, è stato velocissimo. Velocissimo François, avevi già capito a chi si riferiva, sì, no? Quindi, bravo. E Marco, tu no? Sì, avevo capito anch'io. Solo Michele che Luigi. Adesso ci ha preso gusto e ti supera nella velocità, François. Sì, Leon Diesel. Bravo. Troppi zuccheri hai mangiato adesso, devi smaltirli, sì, Marco. Andiamo a vedere il prossimo argomento, anzi la risposta di Enrico, vediamo la risposta. Enrico Radivo. Ecco, come Caiodes, il Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari è intitolata Michele Gortani. Grazie al nostro Enrico Radivo, bravo, preparato, insomma è stato bravo anche a gestire il video con lui in tutta la sua bellezza al museo, ci teneva lui. Cioè la bellezza del museo, la bellezza del museo, lui è all'interno della bellezza del museo, come la mettiamo? La mettiamo così? Meglio, vabbè. Grazie Enrico, grazie mille ad Enrico, andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento. Il nostro cubo virtuale. Poi vedremo la situazione delle Proloco. Sorpresa! Perché non è semplicissimo, ma parliamo comunque di sport. Tra questi ex giocatori dell'Udinese, quale ha la media più alta di gol per partita? Balbo, Birov, Zico, Di Natale? Non è Di Natale, ma è Birov, 57 reti su 86 partite con una media da 0,66. Bravo Marco, le avevi viste tutte queste partite? Sì, però, ne ho viste con Birov. Però te le ricordi. Invece per François Di Natale, perché ha il ricordo di Natale, no? Però qui si tratta della media di gol per partita. Ok? Va bene, andiamo a vedere la situazione dopo questo quiz. Attimis mantiene il vantaggio, 56 punti, Buia 35. Noi abbiamo ancora un tassello e altri quiz per capire chi ha vinto questa quinta edizione di Lo Sapevo. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi partiremo con il secondo tassello. Questa è la coppa e la targhetta che andremo a consegnare in settimana alla Proloco che ha vinto e anche la seconda classificata. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo a Lo Sapevo. Ed eccoci qui di nuovo assieme a Lo Sapevo, la finale tra Attimis e Buia. In questo momento Attimis è in vantaggio, vediamo solo in questo momento la grafica. Con il punteggio, 56 punti Attimis, Buia 35, non la vedremo più perché adesso partiranno tutti gli altri quiz e il tassel, il secondo tassel. Anzi, partiamo subito con il tassel e con François per Buia che ha la possibilità di scegliere le prime due caselle. Un tassel dedicato ai frutti blu esotici e non, quindi frutti blu, non rossi come prima. Andiamo a vedere le caselle che tu potrai scegliere, caro François, parti tu. Allora, 2 e 7. 7. Non è così? A te la scelta, Marco. 1. 1. 5. 5. No, François, tocca a te. 4 4 e 2. e 2. Ok, vai avanti. 8 8
E 5. 5. Ok, vai avanti. 3. 3. E 1. 1. Vai avanti. 6. Sì. E 7. Bravissimo. 12 punti conquistati così in un tassello. 1 e 3 la banana blu di Java, 2 e 4 anguria blu di Singapore, 5 e 8 prugna selvatica, 6 e 7 è il dito di morto cetriolo blu. Cose che... Cerobis? che Feliciano dice Cerobis, e vorrei un commento da attimi su questi frutti, voi che generalmente trattate altri frutti nella vostra località. Li conoscevi? Solo uno. Solo uno? Sì, io direi che sono meglio questi. Ecco, bravissimo. E poi avevi un'altra torta prima che ci facevi vedere, perché è facile da lì far vedere, no? E ingolosire tutti qui in studio. Questa è la crostata? La crostata, sì. Sì, ma farsi l'esame di colesterolo ogni tanto oppure ben così? Meglio non farlo. Ah, sì. beh, d'accordo, per risolvere il problema in partenza. Bene, adesso noi non sappiamo com'è la situazione, ma sappiamo che questo tassello è stato vinto da Buia e quindi ha conquistato 12 punti. A questo punto partiamo con gli altri quiz e poi se ci dovesse essere un caso di parità la regia ci avvisa e lì entra in campo Feliciano con il domandone eventualmente, o abbiamo anche domandoni preparati in grafica. Quindi andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale, e poi vediamo che cosa succederà. Vediamo il cubo virtuale. Cultura. Quale gruppo sanguigno è stato utilizzato di più dagli ospedali del Friuli Venezia Giulia nel 2020, quindi nell'anno appena passato? 0 positivo, AB positivo, A positivo, 0 negativo. Bravo François. Come mai era così sicuro François? Perché il donatore universale è positivo, quindi è quello che si usa di più. Feliciano, cosa dici tu? Assolutamente sì, perché le attorre il 40% del totale, così, dal consumo di sangue della nostra regione, ma in generale di tutti i paesi, così, dall'Occidente, che si adopera il 0, in particolare il 0 positivo. Mentre in questo periodo, paradossalmente, proprio a principi dell'anno, da tutto il mese di Zenar, è una situazione particolare in cui sta là un lavoro di più l'A e il B. Quindi magari così no, facciamo un visassi, soprattutto qui che ha un gruppo sanguigno o A positivo o B positivo, se va a un salto o dai centri trasfusionali o in tesse automotechici a Torpa al Friuli, ma non ci fa. Grazie a Feliciano e complimenti a François che ha dato la risposta esatta. Adesso andiamo avanti con gli altri quiz, poi cercheremo di capire com'è la situazione delle nostre Prolocco in finale. Vediamo il prossimo cubo virtuale, il nostro prossimo argomento. Territorio, un quiz legato a Spilimbergo, dove abita il nostro Claudio Romanzin, ed è proprio lui a inviarci questa domanda in video. Buonasera a tutti, sin qui a Spilimberg, davanti alla scuola di mosaica, la scuola mosaicisti del Friuli. È una scuola un'evore particolare perché si venga a imparare il mestiere dal mosaicista e avvengono studenti di tutte le bande del mondo e anche miliardi di visitatori ogni anno di cemut al naso mosaico, cemut che si fa. Ma per fare le curte, queste scuole nascono in un'occasione particolare, in un momento storico particolare. La domanda allora è proprio questa. In che occasione è nascuta la scuola di mosaico di Spilimberg? In quell'occasione è nata la scuola di Spilimbergo al termine della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, dopo l'arrivo di Napoleone, subito dopo l'Unità d'Italia. Non è la A. Quindi Attimis dà la risposta esatta subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Andiamo a sentire la risposta di Claudio. Allora, se sei curioso di sapere, la scuola è nata subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e di fatto, di un anno,
farà feste per i suoi 100 anni di vita. Bravo Marco che ha saputo dare la risposta. Tu invece François ti sei confuso da Prendere cosa? dalle emozioni, ho letto male. Ah, hai letto male, vedi, vabbè. Invece Marco, che è pieno di zuccheri, ha visto bene e ha dato la risposta esatta. Andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Mancano pochi quiz e poi scopriremo la Proloco che vince questa quinta edizione. Sport, parliamo di Adriano Fedele, storico difensore dell'Inter, ha giocato anche con tutte queste squadre dei capoluoghi friulani della nostra regione, tranne una di queste. Quale tra queste non ha giocato? Pro Gorizia, Pordenone, Udinese, Triestina, ed è proprio la Triestina. Bravo Marco! Tu stasera sulle 2 domande sportive le hai date giuste. Si vede che perché sono quando facevo sport. Quando facevi sport, bravo. Correva l'anno. Correva l'anno. Correva Correva anno? l'anno. Non si sa neanche che anno correva, no? E dopo si è mettuta a fare dolce e a fare di gustare. Niente. Allora andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. François invece è più legato alla storia, alla cultura, meno allo sport. Andiamo avanti, vediamo qual è il prossimo quiz. Territorio, anche qui vi facciamo vedere un video, dovete indicarci in che località ci troviamo. Vediamo assieme il video. Tarcento, Toreano, Tricesimo, Treppo, Carnico. Ed è Tarcento perché è Villa Moretti. Bravo, conoscevi la villa, Marco? Sì, bellissima, sono anche stato quando era aperta. Ecco, tu sei anche stato, invece François no. O non l'ha riconosciuta? No, niente da fare. Allora ragazzi, quello che arriverà adesso è l'ultimo quiz. E quindi fate attenzione con le vostre pulsantiere, concentrazione, perché questo è l'ultimo, poi vediamo qual è la situazione, se sarà necessario anche dei quiz di spareggio. Vediamo il prossimo argomento nel cubo virtuale. Sorpresa! Avete più tempo e più punti in palio e c'è la nostra Serena Fogolini che ci lancia questa domanda in video. Mandi Alexis e mandi a tutti i spettatori. Voi, usmeni tal paese, li così cresciute per più parte delle mie vite, che è Belgrado. Noi è paure che non la rinta al forest, perché così a Belgrado di Vildivar, Belgrado di Varmo. Come che vedeis des immagini si chiatin tal miec de nature, osin in te zone des resultivis, le risorgive, cul flum var e massime cultiliment. Ma in verità, che spaisut al plate anche una storia importante, che è proprio l'argomento di questo video. La domanda che io e Agnul, che lei qui con me, o volin fau su sgnot, è questa. Cui hai alciatate ricette in tal cistiel di Belgrado, lì che poi dopo le morte in tal 1476? Chi trovò rifugio nel castello di Belgrado, dove morì nel 1476? Il patriarca Ludovico non lo è e neanche Antonio Savorgnan. Nessuno ha dato la risposta A. E allora andiamo a sentire direttamente la risposta esatta dalla nostra Serena Fogolini assieme al suo piccolo. Vediamo. La risposta era proprio Stefan Tjerč Branković, ultimo despote di Serbia de famè Branković, che è ben venerato anche tant che sant dell'Eglise ortodosse serbe. Mandi a Duc di bande me e di bande di Agnol. Così mamma. Che carini, grazie Serena. E voi invece niente, sto giro non eravate preparati. Tu François soprattutto. Vabbè. Allora, prima non siamo in una situazione di parità, c'è un vincitore, ma prima di conoscere il vincitore, questa è la coppa e
questo è il premio per il primo e secondo classificato. Andiamo a sentire Walter Pezzarini, presidente del Comitato Regionale dell'Unione Proloco d'Italia, che saluta le Proloco e ci lancia questo messaggio. Vediamo Walter. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Siamo arrivati anche quest'anno alla finale della quinta edizione dello Sapevo. 14 Proloco che hanno partecipato, 2 che sono arrivati a questa finalissima, Buia e Attimis. Buia è la prima volta che partecipa ed è stata anche ripescata. Mi fa piacere che sia arrivata in finale, come pure Attimis, 2 realtà molto ben strutturate. Quindi l'augurio è che vinca il migliore. Finalissima, un grazie prima di tutto a Telefriuli, a Alexis, alla regia e ai tecnici, ma un grazie anche alla Filologica che fin dalla prima edizione è stata nostra compagna di viaggio. Quest'anno si è aggiunta anche Promoturismo, quindi un grazie anche a loro per tutte le domande sull'enogastronomia, una trasmissione che ogni anno è cresciuta fino ad arrivare a questa edizione. Quindi grazie alle Proloco, grazie ai messaggi che avete portato in questo anno complicato, difficile, comunque noi eravamo presenti sempre sul territorio, anche in questi momenti, per tenere vive le nostre comunità. Grazie a tutti, arrivederci a una prossima edizione per cui noi siamo disponibili. E grazie davvero a Walter Pezzarini e a tutte le Proloco che hanno partecipato anche a questa quinta edizione. E grazie alla Società Filologica Friulana e al nostro direttore presente qui, e grazie ai nostri 3 filologici che quest'anno hanno partecipato. Grazie naturalmente a Enrico, a Radivo, il nostro Cerniel di Assalto, alla Serena Fogolini e al Celso Agnul, new entry di Kistan, e naturalmente al vecchio saggio, al vecchio venerando, Claudio Romanzin, che naturalmente nos dà sempre questo sapore, naturalmente a Sancetes de Nomandis. Per quanto riguarda i noatis de filologiche, naturalmente il 2020 le si erat con tante iniziative e invidio un po' duce ascoltate le Friuli des prossimi giornali perché sempre alte pignate in via Manin e proprio stiamo ecco ben avere di diverse robe interessanti di fare e di condividere con voi. Grazie al direttore Feliciano Medeotte della Società Filologica Friulana. Noi siamo pronti per conoscere il vincitore di questa quinta edizione. Io chiedo a Marco di mettere bene il microfonino perché altrimenti non riusciamo a sentirti, anche tu François, bene, perché altrimenti abbiamo fatto un po' di difficoltà a sentirvi in questi ultimi momenti. Allora, vediamo in grafica chi ha vinto questa quinta edizione. Chi porterà a casa, io porterò la coppa o Attimis su Buia per questa edizione e porterò la targhetta anche alla seconda classificata. In settimana vi raggiungerò. Buia è secondo posto, quindi Attimis vince la quinta edizione di Lo Sapevo con 69 punti. Complimenti a Marco, con tutti i suoi dolci, hai vinto! Grazie! Tu puoi festeggiare a casa con i dolci almeno. Di mangiare e da bere anche, ma complimenti a Buia che quest'anno ha partecipato, sono stati ripescati, sono arrivati secondi, quindi complimenti anche a te François. Verrò a trovarti per portarti la targhetta in settimana. Saluta anche la Presidente della Proloco e io faccio i complimenti a Marco. E a sto punto preparaci un po' di prelibatezze perché in settimana io ti raggiungo con la coppa, caro Marco. Allora intanto voglio fare i complimenti a François, un saluto a Buia che conosco bene, un saluto sia al sindaco alla Lizzi che è un'amica. Bravo, anch'io saluto. Un grazie a tutti voi che siete sempre simpatici e bravissimi di Telefriuli, quelli della Filologica chiaramente, sempre divertenti, un po' pungenti, però sempre... Cui che? È Romanzin, tu dai la responsabilità a Romanzin. Sì, lui la dava a me, oggi la dava a lui, ha anche assaggiato i nostri dolci quando era possibile.
Bene, allora ci vediamo in settimana e poi preparerò il risotto. Ecco, sì, bravo. Ci vediamo in settimana Qua perché vinino, la coppa te la porto. Vieni anche tu? Se proprio scante, scusi. Martedì andiamo ad Attimis. Per finire il risotto, non per altri. Sì, allora martedì andiamo ad Attimis e mercoledì andiamo a Buia. Poi questi momenti delle premiazioni li vedremo nella puntata, nello speciale dello Sapevo venerdì prossimo, dove vedrete appunto anche la consegna della coppa e della targhetta. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre Proloco, Attimis e Buia, che hanno partecipato alla finale. Ci vediamo in settimana. Ringrazio tantissimo la regia capitanata da Pierangelo Buttazzoni, poi c'è Martina Beraldo e Gian Domenico Ricci. Grazie perché mi hanno sopportata e supportata tutto l'anno. Grazie a Feliciano Medeota, alla Filologica, all'area di promoturismo, area gastronomica di promoturismo e naturalmente a tutte le Proloco e all'Umpli, a Walter Pezzarini. Grazie a tutti per l'attenzione, complimenti a Attimis che si porta a casa, cioè porto io la coppa a casa della Proloco di Attimis. Ciao, 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 complimenti, alla prossima, ciao. Ciao.